Buongiorno, in diretta con Focus TG. Arzignano ha dato l'ultimo saluto a Giulio Pizzolato, che insieme a Mattia Cardascia ha perso la vita nell'incidente di Ferragosto. Ricorderete i due sedicenni falciati da un automobilista risultato positivo all'alcol test. Molti giovani che hanno partecipato al funerale nella chiesa parrocchiale di Villaggio Giardino. Molta commozione, per noi sul posto ci sono Daniele Garbin e Simone Squarcina. Si sono appena concluse le esequie di Giulio Pizzolato, Pizzo per gli amici, un ragazzo di 16 anni che in sella alla sua scooter è morto con il suo compagno Mattia il giorno di Ferragosto, con me Alessio Bevilacqua. Buongiorno il sindaco. Ovviamente sono appena finite, una cerimonia straziante. La chiesa del Villaggio Giardino era piena di centinaia e centinaia di persone che hanno voluto essere presenti. Difficile, ovviamente è comprensibile poter dire una parola in questo momento. Sì. Effettivamente non ci sono parole in questo momento. Tra sabato e oggi abbiamo salutato due figli di questa città, Mattia e Giulio. Mattia era residente a Montorso ma ha frequentato le scuole ad Arzignano, quindi erano figli e ragazzi giovani di questa città con una vita davanti, tanti sogni. Purtroppo due vite spezzate troppo presto e quindi portiamo nel cuore questa ferita. Ecco, sappiamo anche, sentendo le parole usate dal parroco Don Luigi Fontana, che giovedì c'è stata questa veglia che ha sorpreso un po' tutti gli adulti, perché attraverso, ricordiamo, frequentava il liceo artistico Boccioni e c'era una matita spezzata sulla bara e 3 rose rosse e una bianca posate dai genitori, simboli importanti per ricordare una figura, questo ragazzo esuberante, sicuramente determinato, e una canzone degli Oasis che ha fatto un po' da colonna sonora anche nelle parole. Insomma, si è voluto in tanti modi essere vicini e la famiglia l'ha sentito. Sì, e poi i loro amici con tutte le loro emozioni, con tutti i loro sentimenti. È stata veramente una veglia molto sentita, e gli amici che poi fanno emergere, no? Sono anche io mamma di un ragazzo di quell'età, fanno emergere i lati che magari noi genitori non conosciamo, magari tra le nostre mura, ecco, e sono veramente dei ragazzi splendidi, quindi ecco che Mattia e Giulio diano loro la forza per superare questo momento. Dico sempre, sono vicina anche, siamo vicini, tutta la città è vicina, anche i ragazzi che erano coinvolti quella sera nel tragico incidente, affinché anche loro abbiano la forza, grazie a Mattia e Giulio, di superare questo momento che sarà comunque difficile. Ecco, per la cronaca diciamo che subito dopo la cerimonia un lancio di palloncini, una canzone proprio suonata poco prima che la bara partisse, e un lancio di una colomba. C'è bisogno anche di segni, questo, sindaco? Sì, c'è bisogno di segni, c'è bisogno di stare vicino a queste famiglie che purtroppo stanno vivendo un momento dei più tristi, il più triste momento che può esserci nella vita di una persona, di una mamma, di un papà. Grazie al nostro Daniele Garbin e a Simone Squarcina. L'altro giorno Arzignano ha dato l'estremo saluto all'altro giovane morto nello stesso incidente, Mattia Cardascia. Tanti giovani anche in questo caso che hanno partecipato al funerale nel Duomo di Ognissanti. È il giorno dell'addio, l'ultimo saluto a Mattia Cardascia. La sua vita si è spezzata a 16 anni, ma nella piazza che attende l'arrivo del feretro davanti al Duomo di Ognissanti di Arzignano, lacrime e preghiere sono rivolte anche a Giulio Pizzolato. I due giovani amici hanno condiviso un destino tragico, vittime della tragedia di Ferragosto, quando la loro moto lungo la provinciale 31, Val di Chiampo, si è schiantata contro la macchina di un 50enne di Arzignano che adesso sarebbe ai domiciliari, mentre la procura avrebbe aperto un'inchiesta per duplice omicidio stradale. Ma oggi è il giorno dell'addio. La piazza è gremita di cittadini, amici, conoscenti. Suonano le campane quando arriva la macchina che porta la bara bianca. Sono momenti intensi di forte commozione. La comunità è unita attorno alla famiglia di Mattia. A 16 anni non è giusto vedersi stroncare la vita. Non si può vedersi negare il futuro pieno. Ma quel sorriso di Mattia, diceva mamma Margherita, che riempiva la casa, un sorriso
tantissimi giovani ed è a loro che si rivolge Don Gigi nella sua omelia quando li invita a non smettere mai di sognare, di guardare avanti e di alzare lo sguardo al cielo per pregare. E vi invito a pregare, ragazzi. Lo fate a modo vostro, con una canzone, con un testo, con uno sguardo al tramonto. Ma pregate, non siete soli. Dio non è vostro concorrente e disegna con voi i vostri sogni. Ciao Mattia, ciao Giulio. Suonano le campane alla fine della messa. Fuori dalla chiesa uno striscione. Ciao Mattia, il ricordo del tuo sorriso e della tua dolcezza sarà cura per i nostri cuori infranti. Nel piazzale si riuniscono centinaia di persone per l'ultimo saluto. Volano 2 gruppi di palloncini bianchi verso il cielo, uno per Mattia, l'altro per Giulio. E poi una colomba bianca, un segno di Dio, di speranza. Il servizio di Carlo Alberto Inghilleri ed è una tragedia dopo l'altra di cui dobbiamo dar conto. Più tardi ci collegheremo a Cornuda con Cristian Arpoi perché una ragazza di 15 anni è precipitata da un balcone, le sue condizioni sarebbero gravi. E sempre per quanto riguarda le morti di ragazzi e di bambini, oltre 1000 persone hanno preso parte alla preghiera in ricordo di Samad Mia, il bambino di 11 anni che ha perso la vita nel lago di Molveno. Allahu Akbar. Oltre 1000 persone della comunità bengalese hanno preso parte alla preghiera nella moschea Baitul Mamor a Mestre per dire addio a Samad Miad, il bambino di 11 anni che ha perso la vita dopo un bagno nel lago di Molveno a Trento lo scorso 14 agosto. Una celebrazione che ha voluto salutare anche un anziano bengalese originario dello stesso paese di Samad. Presenti anche gli amici e i compagni della scuola Caio Giulio Cesare di Mestre, dove l'11enne aveva frequentato la prima media. Assenti i genitori troppo provati, racconta lo zio. I genitori, lo sapete, un bimbo di 11 anni e dopo 11 anni perdere un bimbo vuol dire che perdere il cuore. Non hanno le condizioni proprio adesso o per parlare o per comunicare con qualcuno perché tutti e due sono mentalmente proprio esauriti, anche fisicamente diventati deboli. Questa è la condizione di famiglia e le comunità anche sono stati un po' silenziosi perché è una cosa che non recuperabile, è una perdita che non si può dimenticare. Lo zio ricorda Samad come un ragazzino brillante e intraprendente. Era molto silenzioso e intelligente e brillante e anche era un ragazzo bravo in scuola. Il suo cosa più speciale voleva memorizzare tutto il Corano, che vive in Italia con la cultura italiana, mentalità italiana, perché quando lui aveva 19 mesi è venuto in Italia, però cresciuto come un italiano. Dopo essere come un italiano però voleva studiare anche il Corano, che già ha memorizzato di 5 pagine, già memorizzato, già stava mettendo il massimo impegno di completare il Corano, però l'Iddio Allah ha voluto, perché forse era un'anima buona, che il Dio Allah sempre vuole che l'anima buona, forse è stato deciso da lui. La salma tornerà in Bangladesh. Samad parte lunedì pomeriggio, arriva martedì sera in Bangladesh. Dopo mercoledì mattina ce l'abbiamo un altro funerale, questa sarà l'ultimo saluto in Bangladesh. Così finisce la storia di Samad. La famiglia ha voluto ringraziare tutti tramite il portavoce della comunità bengalese di Venezia. Volevo ringraziare tutti i presidi della scuola, insegnanti, i familiari che sono venuti qui per il funerale di Mia Samad. Ci sono anche varie famiglie che sono venute qui per partecipare al funerale di Samad. Avete visto quanti bengalesi che hanno partecipato, perché una cosa che noi come comunità non aspettavamo, una cosa di genere con un bambino così piccolo. Ringrazio anche il comune
comune e municipalità che mi hanno mandato condoglianze per la famiglia, e anche i vicini, tutti questi associazioni che me l'hanno mandati. Ringrazio veramente, ringrazio partecipazione a tutti questi bengalesi che vivono in questo territorio. Una cerimonia commovente con la nostra inviata Ilaria Marchiori. Adesso andiamo a Venezia perché continuano i pickpocket a colpire, ma c'è chi li combatte anche simbolicamente, in questo caso con un nizioletto in Calle della Mandola. Andiamo da Filippo Fois in diretta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. I nizioletti, per chi fosse poco pratico di Venezia, sono quei quadrati bianchi in cui vengono scritti i nomi delle calli e dei campi. Ebbene, ieri notte è apparso un falso nizioletto nella calle che vedete alle mie spalle. Vi presento tra l'altro Monica Poli, la celebre lady di pickpocket che tra poco ascolteremo. Alle nostre spalle c'è Calle della Mandola. Lì è stato affisso questo falso nizioletto che aveva cambiato il nome della calle in Calle Pickpocket. Ha avuto breve vita perché con estrema solerzia già dalle prime ore di questa mattina è stato tolto da polizia locale e vigili del fuoco. È stato tolto il nizioletto, ma non sono stati tolti i pickpocket, perché qui si continua a lanciare continui allarmi. Tra l'altro Monica Poli è aggiornatissima per esempio sugli ultimi movimenti che ci sono questa mattina. Sì, allora questa mattina ci hanno già segnalato parecchi borseggiatori sia uomini che donne, coppie anche nuove in Bacino Orseolo, in zona proprio San Marco. E due o tre ne sono passati qui un 20 minuti fa, sempre borseggiatori storici. E poi c'è stato il fatto dell'Accademia. Prima volevo dire, c'è un altro gruppo invece che sta andando in Fondamente Nuove, abbiamo sentito prima, o comunque ai Santi Apostoli? Sì, allora è la famosa banda che noi chiamiamo Santi Apostoli, che Questi adesso dove sono? Questi erano in Bacino Orseolo, no, in Calle dei Fabbri. Calle dei Fabbri. E addirittura stamattina ci segnalavano da Mestre gruppi di borseggiatori dalla ferrovia di Mestre verso via Righi e Vempa, che facevano su e giù andata e ritorno. A bordo degli autobus, naturalmente, in cui approfittando della calma. Anche perché lì, soprattutto a Mestre, c'è zona turisti, ci sono gli alberghi e quindi... Certo. Se Venezia piange, già un Mestre non ride. Tra l'altro ieri sera c'è stato un fatto piuttosto grave che invece si è verificato all'imbarcadero dell'Accademia. Sì, esattamente. Ieri sera c'era un gruppo di borseggiatori che noi conosciamo e dal nulla hanno spruzzato questo spray urticante in mezzo alla gente. Probabilmente erano stati riconosciuti, hanno avuto paura? Molto probabilmente sono stati riconosciuti e se ne sono andati, ma non è che se ne siano andati, perché si sono spostati, perché adesso non è che stazionino lì sempre davanti all'imbarcadero, loro si muovono in continuazione, arrivano verso le 19:30 fino alle 23, quindi loro fanno Accademia, Zattere, vanno giù dal ponte dell'Accademia, tornano indietro, San Trovaso, San Barnaba, cioè girano in continuazione. Ecco, avete sentito come non solo ci sia un allarme borseggiatori, ma c'è anche una situazione paradossale per cui si sa questi chi sono, dove sono anche in questo momento, peraltro. Tra l'altro c'è stato un bel ricambio, ci raccontava Monica Poli, di borseggiatori. Alcuni sono andati via probabilmente perché già molto riconoscibili, perché diciamo che erano attivi qua da parecchio tempo, che sono stati sostituiti con dei nuovi arrivi. Noi sappiamo persino dove sono andati, perché alcuni per esempio li hanno segnalati a Firenze. Sì, esattamente, abbiamo parecchie borseggiatrici a Firenze, addirittura abbiamo una borseggiatrice storica di Venezia che è stata ripresa proprio per un tentato borseggio ai mulini in Olanda. Cioè queste qua girano, sono ben organizzate, non hanno problemi, nessuno di loro ha problemi di soldi, perché e anche l'altro giorno che ce n'erano 4 davanti in Calle Valaresso, addirittura 2 erano irriconoscibili anche per noi, perché sono arrivate delle nuove leve.
delle nuove leve. E il problema è anche che non c'è stato un messaggio da parte, diciamocelo chiaro, se ci fosse stato un messaggio dei giudici riguardo Shakira con 65 fascicoli. Shakira naturalmente non è la cantante, ma è stata questa borseggiatrice che è nota, qua tutti hanno un soprannome come Shakira. No, ma è proprio il suo nome. Si chiama così, proprio come la cantante. Si chiama Shakira, sono tre sorelle. Questa che lei aveva 65 sì, esattamente, con 65 fascicoli, procedimenti, gli è stato dato un divieto di dimora. Cioè, se ci fosse stato da parte dei giudici un, come si può dire, una mano un po' più severità. Più severità, cioè forse qualcosa sarebbe cambiato. Con questo proprio hanno dato un colpo di grazia, perché ne sono arrivate altre, e tra cui le minorenni, che è un grosso problema, perché queste vengono prese, portate in casa di comunità a spese nostre, diciamocelo chiaro, e dopo mezz'ora queste scappano e nessuno se ne occupa. Io direi che naturalmente l'argomento per ora lo terminiamo qua, ma non è certo chiuso. Alle nostre spalle, come detto, Calle della Mandola, che è stata Calle Pickpocket, abbiamo detto, il Nissueto è stato rimosso, il pickpocket purtroppo ancora no, però vi vorrei fare una piccola considerazione dal punto di vista culturale e urbanistico. Venezia si racconta anche attraverso le sue strade. Per esempio questa calle alle mie spalle si chiama Calle della Mandola perché qui parecchi secoli fa si produceva un'acquavite al sapore di mandorle. Addirittura qua dietro c'è un Rio Terà che si chiama Rio Terà degli Assassini, per cui perché non dovrebbe esserci oggi una Calle Pickpocket, visto che purtroppo Venezia è anche questo? Con questo interrogativo vi restituiamo la linea. Grazie Filippo Foisi e Sandro Ponchio. Aggiungerei che la mandola è anche, diciamo, la bustarella, la tangente in veneziano, così si chiama. Avete visto, erano in diretta da Campo Sant'Angelo. Restiamo a Venezia. Una gondola con 4 persone a bordo si è ribaltata a Venezia in fondamente dell'Osmarin nella zona di San Zaccaria, facendo finire in acqua gondoliere e turisti, e non è la prima volta. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma le immagini pubblicate sulla pagina social Venezia non è Disneyland, con i turisti che si sono aggrappati alle grate delle finestre per risalire, hanno fatto il giro del web. A quanto pare la gondola si è rovesciata in quanto, vista l'alta marea, per passare sotto il ponte dell'Osmarin si è inclinata troppo, forse anche per il movimento improvviso di qualcuno dei passeggeri fino a capovolgersi. Adesso andiamo in diretta a Cornuda da Christian Arboit, perché una ragazza di 15 anni è precipitata da un balcone. A te Christian. Buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in pieno centro a Cornuda, un paese sotto shock per quanto accaduto questa mattina poco dopo le 6, quando una ragazzina di 15 anni è precipitata dal terzo piano del condominio dove vive con la famiglia. In quel momento nell'appartamento si trovava il fratello 18enne, pare che il fratello stesse dormendo, questo finora si è appurato. Il tonfo dopo un volo di 15 metri è stato avvertito, udito da diversi residenti. Siamo appunto nel pieno centro di Cornuda, il condominio in questione è qui poco distante. Tonfo che è stato avvertito, da qui la mobilitazione non solo dei condomini, dei residenti che hanno prestato i primi soccorsi, ma poi anche la mobilitazione dei soccorsi ufficiali, degli operatori del 118. È intervenuto l'elisoccorso che poi ha trasportato la ragazzina al Cafoncello, dove si trova in prognosi riservata. Sembra comunque fuori pericolo di vita, la ragazzina era cosciente, ha risposto quindi
ai primi stimoli, e sembra anche che avesse chiesto aiuto, quindi che in qualche modo insomma c'erano segnali incoraggianti quando è stata soccorsa. Da attutire la caduta, il volo di 15 metri, il fatto che la ragazza sia finita su una rete non metallica, una rete di plastica particolarmente morbida che si è piegata, l'ho vista poco fa, che si è piegata, e questo probabilmente ha attutito il colpo dopo un volo per l'appunto di 15 metri. I carabinieri non stanno lasciando nulla di intentato, ci sono degli accertamenti in corso, ma insomma l'ipotesi prevalente è quella del gesto estremo. Chiaramente la comunità è provata, è sotto shock, è scossa per quanto accaduto. Anche per questo saluto e ringrazio il vice sindaco Erika Condio. Buongiorno. Una mattinata difficile. Ma assolutamente sì, sin dalle prime luci dell'alba sono intervenuta anch'io per accertarmi cosa fosse successo, e niente, la notizia ha veramente scosso tutta la comunità. Siamo nel cuore del paese, sia per la giovane età della ragazza, ma anche per la situazione in sé per sé. Noi come amministrazione ci siamo prontamente attivati, stiamo monitorando la situazione, siamo in contatto con i sanitari di Treviso per apprendere, per sincerarci sulle sue condizioni. Ci siamo fatti presenti anche al fratello, che è l'unica persona della famiglia qui al momento presente, e ci siamo messi a disposizione anche per facilitare il rientro dei genitori. Vogliamo esprimere in questo modo la nostra massima vicinanza alla famiglia, che è quello che ci sentiamo di dire in questo momento, al di là di quelle che sono le cause eccetera di questa situazione. Vogliamo veramente stringerci intorno a questi due giovani che stanno vivendo un momento estremamente difficile e delicato, insomma. Ecco, in queste ore quindi fate un po' da supplenti ai genitori che si trovano all'estero in attesa appunto che rientri. Beh, con la collega ai servizi sociali Katusha Saloni sin da stamattina ci siamo appunto attivati in questo senso. Ci pareva necessario e doveroso dare supporto a questi due giovani ragazzi, che anche il fratello è estremamente giovane, perché sentono appunto la vicinanza di una comunità in questo momento, che è la cosa che forse tante volte viene a mancare, la percezione che c'è sempre qualcuno sul quale poter contare. Anche gli amministratori stessi siamo delle persone, noi ci siamo veramente sempre. Queste notizie portano un peso, portano tante domande, tante riflessioni, però vorrei che passasse il messaggio che le istituzioni non sono semplicemente di tagli di nastro, sono delle persone fisicamente alle quali ci si può rapportare, confrontare. Ecco, veramente mi sento di dire questo in questo momento. Grazie Erika Condio, vice sindaco di Cornuda. Insomma, parole molto sentite, profonde, quelle della vice sindaca. Gli accertamenti sono comunque in corso, direttore, nulla si lascia intentato. I carabinieri ascolteranno nelle prossime ore in via del tutto informale anche il fratello, poi quando le condizioni lo consentiranno anche la ragazzina, che fortunatamente sembrerebbe fuori pericolo di vita. Parliamo di un caso sconosciuto ai servizi sociali, quindi anche là bisognerà appurare se per caso c'erano delle situazioni di fragilità. È chiaro che il paese però è sconvolto. Questa mattina in tanti hanno assistito appunto alla scena, ai soccorsi, alla mobilitazione, perché insomma parliamo del lunedì del rientro, quindi c'era gente, c'erano diverse persone in strada qui nel cuore di Cornuda, dove poi è atterrato qui poco distante anche l'elicottero del SUEM 118. Questa sera nei telegiornali tutti gli aggiornamenti su questa vicenda, insomma, comunque che fa riflettere. Per il momento è tutto da Cornuda con Nicoletta Rizzetto. Ti restituisco la linea. Grazie ai nostri inviati Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, e in regia oggi ci sono Mattia Pizzaia e Tony Esposito. Andiamo alla notizia di un catamarano che è andato alla deriva per ore dopo che lo skipper 48enne era morto stroncato da un infarto. L'imbarcazione è stata soccorsa dalla Guardia Costiera davanti a Punta Sabbioni, a bordo una comitiva di stranieri, tra cui anche un minorenne. Lo skipper dell'imbarcazione, un 48enne lituano, è morto all'improvviso dopo essere stato colto da un malore fatale. Dopo l'allarme lanciato dai passeggeri nel panico, gli uomini
della Capitaneria di Porto hanno preso il comando dell'imbarcazione mettendo in sicurezza il mezzo ed i passeggeri. Più tardi andremo in diretta a Pieve di Soligo da Lucio Zanato perché un altro furto con un ladro, anzi una banda di ladri che sarebbe stata messa in fuga dal proprietario intervenuto coraggiosamente, e ladri in azione anche a Ponte San Nicolò, dove è stata razziata una casa. Ancora furti in abitazione nelle case lasciate vuote per le vacanze. Questa volta i ladri hanno atteso che il proprietario uscisse per andare al lavoro e, approfittando del fatto che il resto della famiglia fosse in ferie, sono entrati e hanno messo a soqquadro tutte le stanze, rubando numerosi gioielli e orologi di valore. Si stima un bottino di circa 30.000 euro. La razzia è avvenuta a Ponte San Nicolò in via Piave. Il proprietario dell'abitazione, tornato a casa, ha scoperto la porta forzata e ha allertato subito i carabinieri. I ladri hanno colpito nonostante fosse stato inserito il sistema d'allarme e hanno agito in pochi minuti, concentrandosi sulle stanze del reparto notte. Le indagini dei carabinieri per cercare di individuare i malviventi, forse una banda o più bande che stanno razziando numerose abitazioni in molti comuni della provincia di Padova. Allora dovremmo avere da Pieve di Soligo in diretta Lucio Zanato, che vedo. A te la linea, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo a Pieve di Soligo nella circovalazione, nell'intersezione tra via Tacchini e via Capitello, perché sabato sera sarebbe accaduto un tentativo di furto proprio sulla villa alle mie spalle. Praticamente due individui in bicicletta verso tarda serata si sarebbero avvicinati appunto alla recinzione della villa e poi avrebbero tentato di scavalcarla. Questo però non è passato, diciamo, inosservato a Simone Teo, di 29 anni, che prima è uscito e poi ovviamente dopo averli notati ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine e tutto questo ha portato alla fuga, diciamo così, dei malviventi o pseudotali, perché poi noi abbiamo sentito il sindaco Stefano Soldan, il quale ha detto che la cosa più importante da fare è presentare denuncia, perché a quanto pare non risulta dalle forze dell'ordine alcuna chiamata. Quindi da dove viene questa notizia? Viene dai social, dai vari social di comunicazione, e quindi noi siamo qui per riuscire a capire se effettivamente questa infrazione c'è stata o meno, oppure se magari questa cosa poteva essere gestita in maniera completamente diversa, magari chiamando direttamente il 112. Non a caso questa sera faremo un servizio con il sindaco che dice la prima cosa che dovete fare è chiamare le forze dell'ordine e non postare sui social. E con questo da Pieve di Soligo è tutto. A te direttore. Grazie al nostro inviato Lucio Zanato. 5 furti in 8 mesi, l'ultimo colpo a Villa Zorzi in via Boiago, a Quinto di Treviso, furti in tutte le nostre province, qui siamo nel Trevigiano. I ladri hanno trafugato alcune pesanti statue, le ultime opere d'arte ancora presenti in questa villa. Complessivamente il bottino ammonta a circa 450.000 euro. A Natale c'è stato un primo furto all'interno, che secondo me sapevano. Io sono convinto che sono tutti furti su commissioni di gente che sapeva cosa c'era, e poi un po' alla volta vengono e si prendono qualcos'altro. Secondo me conoscono bene la casa e quello che c'era. 5 furti in pochi mesi ed un bottino davvero ingente, quello che i ladri sono riusciti a portare via da Villa Zorzi in via Boiago a Quinto di Treviso. A raccontare l'accaduto dall'estero, dove si trova in questi giorni, è Franco Zorzi, imprenditore trevigiano della storica azienda di rimorchi, ora presidente della fondazione che porta il nome della sua famiglia. Da mesi la villa, invisibile dall'esterno per la recinzione e la fitta vegetazione, è disabitata. Si stanno ultimando le pratiche per la vendita e l'imprenditore ha già traslocato altrove le sue cose, comprese quelle di maggiore valore, numerose opere d'arte collezionate nel corso della vita. Ne erano comunque rimaste alcune, pesanti statue in marmo ed in bronzo che sarebbero dovute essere traslocate a breve. Quest'ultimo furto mi ha innervosito un po' nel fatto che insomma questi non si fermano più e hanno asportato delle statue che io avevo lasciato per ultime da portare via, perché sto piano spostando tutto. Ed erano pesantissime, sono statue all'altezza d'uomo, quindi io mi stavo organizzando con un camion con dei carrelli per spostarle, non so come hanno fatto, o erano in tanti.
Nella dépendance, defilata nell'enorme giardino rispetto alla villa, abita ancora l'ex custode con la famiglia. È stato lui ad accorgersi dell'ultimo furto quando al mattino ha trovato il pesante cancello carrabile danneggiato e poi il portone d'ingresso forzato. Sull'erba ancora le tracce, probabilmente di un carretto con il quale i ladri hanno trasportato via le statue. La prima volta hanno segato una sbarra, non so, sono venuti con una sega, hanno levato le inferriate addirittura. E poi altre volte hanno preso delle robe là in giardino e questa volta avevo chiuso tutto bene dentro, però hanno diretto i serramenti, hanno fatto tutta sta roba. Sui furti indagano i carabinieri. Secondo Zorzi si tratta di una banda molto esperta che probabilmente ha agito su commissione. Quel che è certo è il valore del bottino. E sarà sui 450.000 euro il valore di tutto. Servizio di Marta Marangon, adesso passiamo al caro libri. A volte si sente dire quando i prezzi si impennano, è un furto, no? A proposito di furti. Per le famiglie è davvero un salasso, sembra che gli aumenti possano essere del 4-5%. Andiamo in diretta da Valentina Visentina, Padova. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Agosto ormai si sta concludendo, settembre alle porte, per tanti ragazzi il rientro a scuola è imminente e per i genitori questo è un periodo di spese, di acquisti, perché ovviamente si ritorna a scuola e c'è bisogno del kit, di cancelleria, di cartolibreria, ci sono i libri da comprare e ovviamente anche le rette delle scuole, perché secondo una stima e i dati diffusi dal settore programmazione e controllo e statistica del Comune di Padova, quest'anno i rincari ci sono e si attestano facendo una media intorno al 5%. Cosa è aumentato maggiormente? Intanto è aumentato la questione delle rette, sono aumentate sia le elementari private del 2,6% che quelle dell'infanzia dell'1,8%. Leggermente aumentato anche il discorso dei trasporti, la cancelleria è rimasta invariabile, ma sono aumentati anche quest'anno i libri. Qui con me c'è Roberto Berti, che è vicepresidente per Ascom dei librai e dei cartolibrai di Padova, e ovviamente dicevamo il costo dei libri seppur rispetto agli altri anni è stato contenuto, sì, ma c'è. Come sta andando? Diciamo che sta andando discretamente bene. Un po' di aumento c'è stato, sì, però sinceramente parlando non su tutto e non in maniera così eclatante. Le elementari, lo sappiamo, sono comunque contingentate per legge, e per quanto riguarda invece le spese delle medie e superiori, soprattutto le medie, ci sono i tetti di spesa. Perciò gli aumenti sono gli aumenti che comunque lo Stato e il Ministero dell'Istruzione ha concesso, diciamo, ai librai per tutta una serie di discorsi, ma soprattutto, lo sappiamo, per l'energia elettrica, perché la carta da stampa sta comunque scendendo e si sta attestando di nuovo a livelli normali, mentre per quanto riguarda purtroppo i costi dell'energia, come sappiamo tutti, quello resta il nodo cruciale. Il costo dell'energia in Italia è alto e la stampa la si fa tutta in offset, perciò si fa tutta con macchine che sono energivore, purtroppo. Per quanto riguarda il comparto cancelleria, che il nostro collega Federico Cibotto sta riprendendo, lei mi raccontava le famiglie comunque cercano di spendere sempre il meno possibile. Sì, diciamo che cercano sempre di spendere il meno possibile, quello sì, sempre però guardando anche all'utilità dello spendere meno, perché noi abbiamo le offerte, abbiamo ancora i pacchi di 10 quaderni fermi a 5,80 come tutti gli anni, e comunque abbiamo un grosso incentivo, che è lo sconto 25% su tutta la cancelleria. Perciò i prezzi sono i prezzi dell'anno scorso, con lo sconto attuale si può andare in cerca di risparmiare, però dando sempre un occhio, secondo me, a quello che è il vero risparmio, cioè la qualità del prodotto, perché è inutile che io spenda 5 euro di un compasso che dopo 2 girate si rompe e ne spenda 15 di uno che mi dura 3 anni per tutti i 3 anni delle medie, sicché bisogna sempre guardare l'utile e il dilettevole. Poi anche per tutelare il consumatore, e noi spesso lo raccontiamo con la cronaca, i prodotti devono avere anche una tracciabilità e quindi bisogna anche stare attenti, pensando ai pennarelli per esempio, non comprare anche materiale che possa essere pericoloso per i ragazzi. Quello è poco ma sicuro, la marca
ci garantisce sempre da questi problemi, soprattutto controllare che ci sia il marchio CE dietro le scatole, perché anche sulle scatole di marca purtroppo ci sono tanti falsi, perché anche sui colori ci sono tanti falsi, lo vediamo dai continui sequestri che la Guardia di Finanza fa sui centri Cina di colori che non hanno tracciabilità, che non si sa dentro che prodotti ci siano, piombo, non piombo, e poi dobbiamo pensare che i bambini comunque li usano, si sporcano le mani ma soprattutto li mettono in bocca. Grazie mille al signor Berti, e dicevamo appunto per le elementari ancora i costi per le famiglie sono contenuti perché i libri vengono coperti dalle cedole comunali. Per chi va alle scuole medie e superiori quest'anno insomma le famiglie si trovano anche a spendere intorno ai 300-500 euro di libri scolastici, e settembre dunque alle porte, attendiamo la prima campanella, intanto la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin e a Federico Cibotto, il nostro operatore. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Arbitri aggrediti in campo, in un anno episodi raddoppiati, ora i violenti rischiano il carcere. Il presidente degli arbitri del Veneto, Serena, ha superato ogni limite, è diventato difficile convincere i giovani a non mollare. E poi il celebrante di matrimoni civili a Rovigo, in un anno ha unito più coppie di quante se ne siano sposate in Duomo. Budel, per 6 anni zero alcol, poi quel sorso dopo la strage della Marmolada. Crepè ci critica, manca di empatia. È lo storico gestore di Capanna Punta Pegna, il rifugio più alto delle Dolomiti. Oggi non ci ricasco più, bevo acqua e aranciata, il mio corpo non deve nemmeno sentire il sapore dell'alcol. Adesso andiamo a Pove del Grappa, dove molti cittadini hanno esposto striscioni di protesta contro la presenza pressoché costante di odori fastidiosi provenienti da un'azienda. La mobilitazione prosegue, come ci raccontano Federico Fusetti e Renzo Rigon. Siamo a Pove del Grappa, sulla riva sinistra del fiume Brenta. Queste abitazioni, insieme ad altre che sono a qualche centinaio di metri da qui, in contrada Rea, si lamentano perché ad alcune centinaia di metri c'è un'azienda che lavora gli scarti animali e senza giorni e orari precisi, diciamo così, però l'odore diventa a loro dire insopportabile, e quindi c'è stata la necessità e anche la decisione di creare un comitato. Molte case appongono questi striscioni che vedete alle mie spalle e il comitato sta cercando di avere risposte. L'azienda, va detto, ha le carte in regola, da molti anni ha questa attività appunto di lavorazione di scarti animali, ha cercato anche con dei dispositivi di abbattere l'odore, a quanto pare non c'è riuscita. In questo momento noi non sentiamo nulla, abbiamo anche interpellato l'azienda che per il momento ha deciso di non fare dichiarazioni ufficiali. Il sindaco insieme ai cittadini sta cercando comunque di mediare, di coinvolgere anche gli altri enti interessati proprio per trovare una soluzione, perché a quanto pare ci sono dei momenti durante la giornata in cui l'odore è veramente insopportabile. Parliamo di decine di famiglie che sono coinvolte, quindi è una situazione certamente da tenere sotto controllo. Grazie ancora Federico Fusetti e Renzo Rigon. Andiamo a Cavallino Treporti, dove ci sono stati danni dovuti a raffiche di vento che hanno fatto crollare a terra diversi alberi. L'intervento record in via Fausta, la via delle vacanze, con una mobilitazione di uomini e di mezzi massiccia, presenti volontari anche da Pieve del Grappa, e fortunatamente nessun ferito. Si prevedeva appunto che ci sarebbe stata un po' di pioggia, ma in realtà a tratti, soprattutto nella parte finale della nostra penisola, cioè da Cassavio a Punta Sabbioni, c'è stato questo forte vento e forte pioggia. Alla fine si sono registrate raffiche fino a 100 km all'ora a Cavallino Treporti, dove si è vissuta una tarda serata da tregenda, e questo subito dopo l'attesissimo Beach on Fire, con i suoi migliaia di spettatori non solo da nord-est. 14 gli alberi crollati
affollati, in particolare sulla strada dei Vacanzieri, via Fausta. Qui si sono concentrati immediatamente uomini e mezzi su tutti i vigili del fuoco, molti dei quali già presenti sul posto proprio per garantire la sicurezza dello spettacolo pirotecnico. Avevamo volontari dal Trentino, volontari da Pieve del Grappa e quindi in sostanza il grande intervento delle ditte locali e della città metropolitana ci hanno consentito all'alba di avere via Fausta praticabile, e questo è una grande, perché noi abbiamo solo 2 arterie, quindi è una grande soddisfazione, un grande orgoglio, perché vuol dire che siamo competenti, preparati e ovviamente nonostante i cambiamenti climatici e le difficoltà, insomma, abbiamo avuto un buon risultato. Paura, ma fortunatamente danni limitati nei camping, affollati nel penultimo weekend di agosto. Il sospiro di sollievo per l'assenza di feriti è generale e non scontato. Dobbiamo fare una riflessione più profonda sul tema cambiamenti climatici, ma non credo che possa essere soltanto una riflessione locale, ma deve essere una riflessione più generalizzata. E sempre a causa maltempo in Restera a Treviso un enorme platano è caduto nel Sile. Sentiamo. Incredibile sta roba. Meno male che non è caduta di qua. Una voragine sull'argine e l'enorme platano piombato nel Sile. Ecco la scena che i trevigiani si sono trovati davanti sulla passeggiata più amata e frequentata della città, la Restera. Ad un centinaio di metri dagli ex mulini Mandelli, davanti alla fontanella, il grande albero è caduto probabilmente a causa del fortunale che nella notte ha spazzato l'area est del centro di Treviso, spostandosi poi verso Casale. Fortunatamente il platano, sfiorando l'approdo in legno, si è schiantato dal lato del fiume. Stavamo osservando che aveva radici molto superficiali, quindi col vento che c'è stato ieri è andato dalla parte giusta. Di notte non passavano certamente canoe. In tanti si fermano, osservano, scattano foto, increduli. È qualcosa di impressionante. Se capita di giorno è una strage. A parte i ragazzi che vanno in canoa è problematica la cosa, no? Assurdo. È un casino, più che altro vedendo pure le immagini di Mestre e vedi poi queste cose che succedono, ti chiedi perché è successo, più che altro dare una motivazione è veramente difficile. Sì, siamo impressionati da questa cosa, pensa se cadeva dall'altra parte dove c'erano le case, cioè eravamo, sì, preoccupante. Sono rimasta molto colpita proprio dalla forza della natura. Io passo qua tutti i giorni e fa impressione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l'area. Sopralluogo in alzaia anche da parte del vice sindaco e assessore all'ambiente Alessandro Manera. In natura avvengono questi casi, adesso verificheremo, perché noi abbiamo censito tutte le piante sono sotto controllo, quindi quasi sicuramente questa pianta non aveva problematiche di sorta, però questo purtroppo ogni tanto avviene. Per fortuna in questo caso è avvenuto senza danni a nessuno, alle cose e soprattutto alle persone. Servizio di Marta Marangon, andiamo adesso di nuovo alla cronaca nera. Resta in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, il bimbo di 1 anno e mezzo precipitato dal terrazzo di casa a Mestre l'altro giorno. L'incidente è avvenuto in un condominio di Corso del Popolo. Il piccolo è precipitato dal 5° piano, probabilmente dopo essere passato tra le inferriate del balcone dell'appartamento. Prima di cadere a terra, il bambino ha colpito anche una tettoia che potrebbe però avere attutito il colpo. In quel momento nell'abitazione c'era la madre. Le sue condizioni sono stabili, ma resta da parte dei medici la prognosi riservata a una gamba fratturata e altre lesioni. E vediamo una notizia dal Corriere delle Alpi. Precipita dal ponte, muore il musicista Renato Pante. Una tragedia avvenuta a Ponte Serra. L'artista lamonese visto cadere oltre il parapetto e sparire nel Cismon. Mobilitati i soccorsi. Secondo una testimonianza, la tragedia sarebbe avvenuta mentre si stava allacciando una scarpa. Una gara di solidarietà a Villanova di Campo San Piero per aiutare la famiglia del piccolo Vladi morto in un incidente stradale a rimpatriare la salma del bimbo di 6 anni.
La parrocchia di Santa Maria Assunta di Murelle di Villanova di Campo San Piero si sta mobilitando per aiutare la famiglia del piccolo Vladislav Malamen con una raccolta fondi destinata a coprire le spese onerose per il rimpatrio della salma del piccolo di appena 6 anni, morto venerdì scorso dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la sua mamma a Santa Maria di Sala. Vladi con la sua famiglia era arrivato dall'Ucraina a fine luglio per cercare protezione per fuggire dalla guerra, ma un tragico destino ha spezzato la sua vita. Qui a Villanova di Campo San Piero avrebbe iniziato la scuola a settembre e invece nelle prossime settimane il suo corpo tornerà nella sua città, Odessa, per i funerali. La parrocchia di Murelle, in accordo con il Consiglio pastorale, ha così messo a disposizione un IBAN per le donazioni, oppure durante le messe sarà possibile lasciare delle offerte nelle cassettine che si trovano in fondo alla chiesa destinate a Vladi. Un gesto di grande affetto di tutta la comunità che aveva accolto nell'ex canonica il piccolo e la sua famiglia e che ora vuole ricambiare il grande dono che i genitori hanno fatto donando gli organi del figlio dopo la sua morte, un gesto che ha permesso di salvare la vita ad altri bambini. E c'è stata una preghiera per Vladislav Malamen nella canonica di Murelle di Villanova, Campo San Piero, dove il bimbo di 6 anni travolto e ucciso da un'auto a Santa Maria di Sala era stato ospitato dopo essere fuggito dalla guerra nel suo paese, l'Ucraina. Questa notte ieri notte il suo cuore ha smesso di battere dopo 2 giorni di agonia. Ora la salma verrà rimpatriata per il funerale. È venuto per ricevere e se n'è andato donato. Lo hanno voluto ricordare così perché la breve vita di Vladi è stata proprio questa, la ricerca della pace e la sua grande generosità. Vladislav, per tutti i Vladi, 6 anni, è morto nella notte assistito dalla sua famiglia nel reparto di terapia intensiva in pediatria all'ospedale di Padova. Mercoledì, mentre attraversava la strada con la mamma, è stato investito da un'auto. I genitori hanno consentito la donazione degli organi del bimbo a Murelle di Villanova di Campo San Piero, nell'ex canonica dove abitava da 3 settimane dopo il suo arrivo dall'Ucraina, una preghiera per il piccolo e per abbracciare la sua famiglia distrutta dal dolore. Vladi ha donato gli organi, ha donato il suo cuore, ci consola il fatto che il suo cuore batte ancora e batte di una generosità immensa, lui che è venuto qui per cercare la pace e forse non l'ha trovata neanche qui purtroppo, ma lui ci insegna molto con questo suo gesto di grande generosità, grazie anche ai suoi genitori che hanno pensato a questo dono grande, che diventa un po' anche, dicevo prima, diventa anche uno stimolo, diventa anche un incoraggiamento per noi, anche un incoraggiamento di speranza per aiutare di più queste persone che sono dentro a una guerra. Erano fuggiti dalla guerra da Odessa i genitori di Vladi per dare ai figli un futuro di pace ed erano arrivati a Padova a fine luglio. A settembre il piccolo avrebbe iniziato la prima elementare, ma il suo sorriso si è spento per colpa di un'auto che l'ha investito. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe tentato di superare una vettura che si era fermata lungo la Noalese Santa Maria di Sala per far attraversare sulle strisce pedonali Vladi con la mamma. Ora l'autista è indagato per omicidio stradale. Le condizioni del piccolo erano parse fin da subito disperate. Venerdì notte, dopo aver dichiarato nelle ore precedenti la morte cerebrale, le macchine che lo tenevano in vita sono state staccate. I medici hanno atteso che arrivasse in Italia anche il fratello più grande per l'ultimo abbraccio. La mamma, durante la preghiera, attraverso l'interprete, ha voluto dire queste parole. Dovete stare attenti anche con suoi bambini, con suoi gente che è c'è vicino a voi, perché la vita è molto importante. Ora l'avvio delle procedure per l'espatrio della salma di Vladi per i funerali che verranno celebrati ad Odessa, l'ultimo viaggio del piccolo per tornare nella sua terra. Forse Vladi Valac ci insegna proprio a chiedere con più insistenza il dono della pace. Lui ce lo insegna perché proprio ha donato tutto. Adesso andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi perché ci sono grossi problemi di viabilità con queste frane sulla Alemagna, la strada statale 51 che viene spesso interrotta. C'è anche la proposta di realizzare una ferrovia che colleghi il bellunese Cortina d'Ampezzo al resto del Veneto. Andiamo da Tiziana Bolognani.
Sì, la questione della mobilità in provincia di Belluno è tema per davvero caldo, lo sapete, anche poche ore fa la statale 51 di Alemagna è stata interrotta per l'ennesima volta in conseguenza di un acquazzone che si è sviluppato nell'area di San Vito. La statale è rimasta chiusa abbondantemente un'ora e quindi ha creato disagio per il traffico sulla principale direttrice viaria della provincia di Belluno. E però poi non ci dobbiamo scordare il servizio ferroviario, il treno che in questo momento è in bilico perché ci sono moltissimi segnali che non lasciano ben sperare sul futuro della ferrovia bellunese. Oggi con me c'è Quinto Piolla, che è stato assessore al provinciale ai trasporti, giunta presidenza del compianto Sergio Reolon. Dal 2000 Piol si parla in provincia di Belluno di un collegamento ferroviario vero, concreto, reale, che metta in collegamento la pianura, cioè Venezia, con le Dolomiti e quindi con Dobbiaco, ma di questo non se ne è più parlato. Per quale motivo? Lei fa riferimento, nel 2000 c'era lo studio dell'ingegner Vitaliani dell'Università di Padova che su incarico della Regione ha redatto proprio lo studio di fattibilità che prevedeva il ripristino in senso moderno della ferrovia tra Calalzo, Cortina e Dobbiaco, quindi Austria, sia verso est che verso ovest. Parliamo di una ferrovia, non di un treno turistico. Allora parlavano di una velocità molto alta, completamente moderna, 3 soluzioni che prevedevano 3 possibilità, cioè a seconda di quante fermate e anche del percorso per superare il problema appunto di quello che mi diceva lei prima, delle frane che ci trovavano nella Val del Boite. Una prevedeva per esempio o le gallerie e l'altra prevedeva di andare anche in destra Boite. Poi da Cortina in poi, lo dice lo stesso professor Vitaliani, che è famosissimo ancora oggi, per arrivare a Dobbiaco la cosa era molto semplice, treni molto veloci e quindi poi l'adeguamento della ferrovia tra Calalzo e Venezia, che già allora era in previsione fosse collegata con l'aeroporto. Si sa invece di un altro progetto che è nato e si è sviluppato in provincia di Bolzano con uno studio affidato ad un tecnico, il Moroder, che però prevede per l'appunto il collegamento Bolzano-Cortina con un trenino a cremagliera. Allora, a pensare male alle volte ci si indovina, no? Qualche mese dopo questo accordo, su nel castello, io ci sono stato a titolo personale di un castello di Bolzano, ha presentato proprio questo progetto, Moroder, ha presentato il progetto di collegamento con treno a cremagliera, quindi il trenino di cui si parlava prima, con Cortina che arrivava sui Falzarego, poi andava giù e arrivava a Cortina, chiaramente fatto per Bolzano. Città di Bolzano. Sono 25 anni che si parla di implementare, di rendere moderna la ferrovia, il servizio ferroviario in provincia di Belluno, senza collegamenti, senza una viabilità, senza una mobilità moderna e all'altezza anche delle richieste della gente. Noi ci ritroviamo a fare i conti con lo spopolamento e a contrastarlo. Sì, ma perché il progetto strategico della viabilità, della mobilità, chiamiamola, del bellunese, prevedeva un servizio di trasporto pubblico dove la spina dorsale era la ferrovia, poi in stretto collegamento con ferro-gomma, con il trasporto pubblico per le vallate, per arrivare dappertutto, ma con la spina dorsale che era la ferrovia. Collegamenti nuovo, però ecco, io voglio precisare, efficiente, veloce, pratico, che collega
poteva collegare, che può collegare, che deve collegare la provincia di Belluno, che è tra le poche se non l'unica che non è collegata, con il resto del Veneto, con il resto d'Italia, con l'Europa e con il mondo. Vi lasciamo con la questione che è stata portata all'attenzione anche dei parlamentari. L'assessore regionale, per esempio, De Berti, ha smentito che la ferrovia, la tratta Ponte nelle Alpi Calalzo sarà chiusa, ma di fatto noi sappiamo che già a partire dal mese di settembre il treno sarà sostituito con un autobus, e così avverrà anche l'anno prossimo per 6 mesi di fila. Grazie a Tiziana Bolognani e al nostro operatore Stefano Bozzi. Ancora un incidente stradale, purtroppo un uomo di 51 anni è rimasto ferito a Tiene. Scontro tra due auto a Tiene, il bilancio è di 50enne di Piovene Rocchette ferito. Questa è la dinamica, che comunque è in fase di accertamento, da parte della polizia locale nord-est vicentino, intervenuta sul posto per i rilievi, supportata da una pattuglia dei carabinieri di Breganze. Una Mini Cooper, condotta dal 51enne, stava percorrendo Viale Europa da Sarcedo verso il centro di Tiene, quando, per cause in corso di accertamento, sbatteva prima contro un albero al lato della strada, per poi finire la sua corsa contro una Renault Captur proveniente dal senso di marcia opposto e condotta da un uomo di 76 anni di Breganze. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere il conducente della Mini Cooper. Illesi gli altri automobilisti coinvolti. La viabilità rallentata è tornata alla normalità dopo circa un'ora. Grande successo ieri del raduno organizzato dal Vespa Club di Resana. Vediamo le immagini che ci sono state fornite da Paolo Bottero, che ha preso parte a questo enorme raduno. sono arrivati da tutta Italia 1000 vespisti ed è stato quindi un successo enorme, con tra l'altro vediamo anche nelle foto, in queste foto, vedete a un certo punto vediamo questa Vespa blu era la Vespa di Kevin Gentilin, che è morto a 15 anni in un incidente stradale a Castelfranco, ed è stata restaurata dal padre, che vedete con il giubbotto giallo. È stata anche quindi un'occasione per ricordare la giovane vittima di quel tragico incidente. C'era anche il nonno Gino, che ha ballato in omaggio ai vespisti, come era successo anche durante i funerali del suo nipotino. È stata una domenica da bollino rosso sulle arterie stradali dopo il sabato nero. A Cessalto si fanno i conti con il famoso tratto maledetto, 700.000 i passaggi nel Ferragosto. A tirare le somme il sindaco, che parla anche dei cantieri in corso nel cuore del paese. Abbiamo monitorato tutto il fine settimana questo importante controesodo, i numeri ci danno un'importante attività viaria, sono circa 700.000 veicoli nel periodo di Ferragosto e abbiamo il dato orario maggiore in 5.000 auto in un'ora. Questi numeri registrati a Cessalto in un fine settimana segnato soprattutto dal controesodo lungo la 4, che qui per tutti diventa il tratto maledetto, con l'autostrada a sole 2 corsie per senso di marcia, eppur qualcosa si muove stavolta per la prima estate dopo decenni di stallo. Finalmente vediamo la soluzione a questo problema. Del primo anno che vediamo i sovrappassi autostradali, sono 5 nel nostro territorio che vengono rifatti, e quindi è un buon auspicio per poi avere la realizzazione della terza corsia, che non sarà un vero e proprio allargamento, ma sarà proprio una nuova autostrada rifatta. Si procede dunque con un paese ormai abituato a una difficile convivenza, fatta anche di fuori programma. Spesso i mezzi pesanti, complici navigatori satellitari, finiscono fuori traiettoria, come nel caso che vedete nelle immagini. Più in generale c'è il tema delle opere di mitigazione, quelle per la viabilità secondaria, e su questo prevale anche una buona dose di rassegnazione. Le misure di compensazione dell'amministratore sono sempre limitate, quindi è naturale la nostra insoddisfazione in qualsiasi caso, quindi stiamo pagando uno scotto molto importante dovuto al fatto che l'autostrada ci passa e divide a metà il paese, e quindi ci vorrà grande pazienza.
Visita la Valle del Vanoi per il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, che è stato accompagnato dai segretari Dem di Belluno e di Trento e dal sindaco di Lamon Maccagnan. La delegazione ha ribadito la contrarietà alla diga proposta dal consorzio Brenta, ritenuta inutile e dannosa. La battaglia offre lo spunto per una più ampia riflessione anche sulle politiche per il clima. Ancora Tiziana Bolognani. La Valle del Vanoi diventa simbolo delle sfide ambientali del territorio. Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per la coalizione di centro-sinistra, ha visitato l'area dove il consorzio Brenta vorrebbe realizzare una diga per accumulare acqua e prevenire la siccità. È un progetto che non si deve fare, le alternative ci sono, la zona è assolutamente fragile, ha un rischio idrogeologico altissimo, il piano urbanistico della provincia di Trento lo classifica P4 ed è assolutamente una zona dove non è opportuno costruire una diga di queste dimensioni. Accanto a Manildo e segretari del Partito Democratico di Belluno e di Trento, il sindaco di Lamon Maccagnan, tutti compatti nel ribadire un no deciso all'opera giudicata inutile, dannosa e soprattutto pericolosa per le persone e il territorio. Con tutta la nostra filiera politica abbiamo il sindaco, c'è il candidato presidente di regione e tutto il centro-sinistra a livello regionale si schiera compattamente contro questo progetto della diga e a favore delle alternative. Abbiamo fatto la chiarezza, il nostro obiettivo, il nostro punto di riferimento in questi 2 anni in particolar modo su questo progetto e speriamo che questo serva anche a chiarire le ambiguità del centrodestra che si dice contrario a Belluno e favorevole a Venezia. La montagna è un territorio che merita rispetto e il Partito Democratico sia per parte trentina che per parte bellunese e veneta ha sempre sostenuto questo concetto e continueremo a portarlo avanti. Siamo qua anche per chiedere di nuovo alle popolazioni della pianura veneta il loro sostegno, perché anche per loro questo progetto è pericoloso. La Valle del Vanoi non può essere stravolta, serve puntare sulla tutela dell'ambiente e su una gestione più sostenibile delle risorse idriche, ha detto Giovanni Manildo, esprimendo una posizione che si intreccia con l'appello lanciato dal candidato presidente di regione dopo l'ultima ondata di maltempo. Non servono polemiche, serve lucidità, nota Manildo, spiegando che il cambiamento climatico non è più un rischio futuro ma una realtà che colpisce oggi ed è il momento di cambiare rotta con politiche regionali di qualità, investimenti seri in opere idrauliche, una gestione coerente del territorio e non soluzioni tampone o scelte incoerenti come nuove colate di cemento. Il centro-sinistra guarda perciò una strategia di lungo periodo per affrontare la crisi climatica e idrica che fra Belluno e Trento non può essere scaricata su persone e territori. Da parte nostra c'è quindi una ferma contrarietà a questo progetto, un progetto che va a intaccare un'area assolutamente fragile senza gli opportuni approfondimenti. Andiamo in pubblicità e poi torneremo in diretta con la sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon. State con noi. Di nuovo in diretta e saluto e ringrazio molto la sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Pillon, buongiorno sindaca, buongiorno, grazie per essere qui. I sindaci sono nell'occhio del ciclone, in qualche modo se ne parla molto rispetto a tanti problemi che i sindaci devono purtroppo affrontare quotidianamente, ma adesso c'è anche la questione delle minacce. Vediamo le minacce rivolte via Facebook ad un suo collega di Breda di Piave, mi pare che sia, sì, vediamo. Le foto di 2 interventi sulle banchine stradali del comune di Breda di Piave postate da un cittadino per esprimere il proprio plauso all'amministrazione diventano l'occasione per un altro residente per aggredire verbalmente il sindaco sul profilo Facebook Cristiano Mosole sindaco. Prova a passare in via Vittoria, però altro che plauso, direi ceffoni, scrive Leiter. E la replica del primo cittadino non si è fatta attendere. Accetto sempre le critiche, se costruttive, anzi le chiedo espressamente perché aiutano a migliorare, mentre le polemiche e le provocazioni non le considero, lascio sempre correre, scrive il sindaco. Stavolta no. Ritenendo che l'amministrazione debba ricevere dei ceffoni,
credo sia intollerabile, è un'istigazione alla violenza che nemmeno per scherzo si dovrebbe fare. Ha avuto qualche giorno di tempo per rifletterci, per eventualmente scusarsi anche, magari preso dalla foga del momento, ci sta. Invece no, anzi, quasi come moto ironico, quasi come ulteriore presa in giro, ha modificato la parola ceffoni in sganassoni, credendo forse di far meglio. In realtà no. È una persona tra l'altro adulta, perché tante volte magari si pensa che questo arrivi dai più giovani, assolutamente no, una persona adulta, pienamente cosciente delle proprie azioni e delle proprie parole. Io altrettanto pienamente di quello che posso fare valuterò ogni azione eventuale contro questa persona. Il messaggio del primo cittadino termina con un post scriptum. Questa persona è talmente coraggiosa che ha bloccato il mio profilo così che io non possa vedere quello che scrive. A voi giudicare, conclude il sindaco. Servizio di Marta Marangon. Ecco, sindaca Pillon, le è mai capitato di ricevere minacce, intimidazioni? Poi i sindaci sono sempre oggetto di critiche oggi anche attraverso i social, no? Allora sì, innanzitutto ci tengo a esprimere solidarietà al collega sindaco Mosole del comune a noi limitrofo, quello di Breda di Piave, e a tutti gli altri sindaci che purtroppo, non dico quotidianamente, ma quasi si trovano a ricevere questo tipo di minacce, tante volte anche insulti. Anch'io nel mio piccolo ho avuto degli episodi, nel senso che i social purtroppo sono diventati oggi un'arena davvero di una brutta competizione, perché tante volte le notizie diventano strumentali e sembra che qualsiasi considerazione sia permessa. Ricordo per esempio quando c'è stato un caso molto eclatante per il nostro comune, che è stato quello della mensa, dei problemi che abbiamo riscontrato con la mensa, in cui sia io che il dirigente scolastico ci siamo trovati degli appellativi assolutamente poco piacevoli, per così dire anche poco educativi nei confronti poi anche di tutti gli alunni e di tutti i ragazzini che li hanno letti e quindi hanno associato quella terminologia a due figure che dovrebbero comunque rappresentare sicurezza e garanzia nei loro confronti, quale un sindaco che comunque ha assolutamente la tutela della salute pubblica e il dirigente scolastico che muove e tira le fila di tutto quello che è l'istituto comprensivo. Quindi credo che oggi i social, che sono diventati uno strumento potente e importantissimo per fare comunicazione, debba però essere anche valutato in base a quelle che sono le varie dinamiche e soprattutto quelli che sono i potenziali rischi, perché ricordiamoci che oggi accesso a questo tipo di informazione non ce l'hanno solamente gli adulti, che sono i protagonisti poi tante volte di questi tipi di confronti poco educativi, ma tante volte anche i ragazzi più giovani che si trovano a leggere notizie, tante volte che appunto diventano strumentalizzate proprio da chi dovrebbe essere il loro tutore e dovrebbe fornire dei modelli educativi e anche approcciare con le istituzioni in un modo diverso. Tantissimi sono i canali, e il sindaco Mosole anche lo diceva, insomma, che siamo davvero aperti a tutte quelle che sono le critiche per poter mettere l'amministrazione alla luce anche di problemi che tante volte non è per mancanza di volontà, ma semplicemente perché abbiamo dei territori molto vasti e quindi per quanto si faccia il possibile, ovviamente alcune volte non si riesce ad arrivare dappertutto, per segnalare tutti quelli che sono i disservizi e quindi non solo i canali diretti dei sindaci piuttosto che di tutti gli amministratori, ma anche degli uffici comunali. Viviamo oggi poi un'altra considerazione, un periodo molto complesso per quanto riguarda proprio tutti quelli che sono i servizi manutentivi, perché se da un lato le amministrazioni pubbliche si affidano a tutta una serie di ditte esterne per appaltare appunto i servizi, dall'altro lato ci si ritrova anche ad avere un corpo operaio, quindi a livello proprio manutentivo, sempre più debole e anche mi collego con la difficile problematica del reperimento di quelle che sono le risorse umane proprio all'interno della pubblica amministrazione. Consideriamo poi anche il periodo di ferie che diventa fisiologico e quindi è un momento in cui purtroppo dobbiamo anche cercare di comprendere che le amministrazioni fanno tutto il possibile, ma alle volte si trovano a dover fare i conti con delle difficoltà che non sono dettate da una mancanza di volontà, ma proprio da quelle che sono le risorse umane e anche strumentali che vengono meno per tutta una serie di considerazioni e di problematiche che purtroppo si intersecano.
Sindaca, un altro, purtroppo ci sono incidenti stradali a raffica, noi non facciamo altro che parlare di schianti, di centauri, scontri spaventosi in cui perdono la vita. Io soltanto nei primi 3 mesi di quest'anno sono morti 30 centauri, soltanto nel Veneto, una cifra impressionante. E su questo c'è anche la polemica sugli autovelox, no? Perché ci sono sindaci che dicono ma adesso a questo punto non possiamo installarli se non sono omologati, altri dicono no, li teniamo comunque perché è una questione di sicurezza, è pur sempre un deterrente. Lei come la pensa? Io mi auguro e penso che tutti i sindaci, anche attraverso l'ANCI e anche attraverso il direttore Rapicavoli, che si sta spendendo molto, vogliano rivolgere un appello molto forte al Ministro, al Ministero, affinché questa situazione si sblocchi, perché al di là poi di quelle che sono le criticità dovute appunto ai centauri, che il rischio potrebbe essere maggiore, però abbiamo anche diversi incidenti che riguardano proprio le automobili, giovani ragazzi, e molte volte è proprio l'eccesso di velocità la causa proprio di questi incidenti che tante volte diventano anche mortali. E quindi mi fa sorridere quando si associa l'autovelox solo a un discorso di cassa, perché non è assolutamente questo l'intento e la motivazione per cui i sindaci oggi sono proprio sul fronte per cercare di poterli riutilizzare, perché noi come amministrazione in via prudenziale abbiamo scelto di sospendere affinché, fin tanto che appunto questa fattispecie non venga chiarita, però ormai era sempre speriamo che con l'anno nuovo, speriamo che con l'estate, e ancora non se ne viene a capo. Io credo che sia importante poter utilizzare questo tipo di strumentazione perché diventa un deterrente. È chiaro che non è l'unico, è chiaro che dobbiamo sicuramente lavorare su un tipo di formazione che riguardi un senso di responsabilità e quindi del mettersi alla guida in modo assolutamente sicuro e responsabile, ma anche nel rispetto degli altri, avere un modo di approcciarsi all'automobile alla guida assolutamente privo di rischi, che non lo sarà mai, però cercando appunto di rispettare i limiti, quindi rispettando i limiti e anche cercando di rispettare tutte quelle che sono le prescrizioni del codice della strada. Quindi tornando al punto focale, che è quello dell'utilizzo o meno degli autovelox, io penso che oggi sia uno strumento essenziale e penso anche che per tante piccole amministrazioni come la nostra oggi non siamo nemmeno nelle condizioni di poter dire vado avanti lo stesso, perché dall'altro lato poi si innescano tutta una serie di ricorsi a cui poi i sindaci devono rispondere in prima linea, quindi non è poi solo un discorso di anche burocrazia e di tempo che non c'è mai, ma proprio anche un discorso di assunzione di responsabilità e di andare contro tutta una serie di sentenze che oggi hanno dimostrato che in questo momento l'autovelox non è possibile utilizzarlo. Ecco, un'altra cosa, Sindaca, noi abbiamo dato un servizio, c'era anche lei quando abbiamo parlato di un'operazione contro gli ecovandali con un video in cui si vedevano auto arrivare, scaricare i rifiuti proprio in mezzo alla strada davanti alla discarica. Su questo mi pare che ci sia una linea molto, molto dura, no? Sì, assolutamente sì, perché oggi poi l'abbandono di rifiuti ha anche un riflesso penale e quindi proprio in quest'ottica sia su alcuni punti, diciamo così, che oggi sono critici del nostro territorio, tra cui anche la Golena del Piave, in collaborazione sia con Contarina che con la nostra polizia locale, stiamo mettendo in atto tutta una serie di azioni proprio per cercare di arrestare questo fenomeno e soprattutto di punire chi compie questo tipo di atto. Sembra un risultato già questo importante, perché 3 famiglie numerose e anche recidive, poi abbiamo scoperto, sono già state individuate, altre immagini oggi sono al vaglio delle nostre forze dell'ordine proprio per individuare i responsabili e quindi anche nei confronti di tutta la collettività che ogni giorno si impegna con una raccolta differenziata puntuale sia in casa che presso i nostri sportelli, i nostri CERD, portano
i rifiuti in modo assolutamente regolare. Quindi dei messaggi che anche quando poi noi tra sindaci ci confrontiamo in tutte le varie assemblee che facciamo con Contarina cerchiamo di portare avanti è proprio quello di andare ad individuare tutte quelle famiglie, che poi sono sempre le stesse purtroppo, sono recidive, non fanno svuotamenti e quindi è chiaro che c'è qualcosa che non torna e si vanno ad analizzare le situazioni. Credo che questo sia importante sia in un'ottica di sicurezza urbana che anche di decoro urbano, perché va a ripristinare un'armonia a livello di territorio e un benessere che i nostri cittadini devono avere. Oggi come oggi è difficile trovare persone che si vogliano candidare, perché fare il sindaco non è una passeggiata. Che bilancio fa lei a questo punto del suo lavoro? Allora, sicuramente un bilancio positivo, perché mi sento fortunata ad avere una squadra che mi supporta ogni giorno e quindi dei collaboratori molto efficaci. È chiaro che oggi veramente fare il sindaco è una missione, lo vediamo per esempio quando parliamo di protezione civile e quando pensiamo a tutti gli eventi atmosferici che stanno accadendo e in cui, per quanto si faccia formazione, per quanto ci si possa preparare, purtroppo devo dire che non si è mai pronti, perché le calamità sono davvero imprevedibili. Dall'altro lato però mi sento di dire che oggi la difficoltà è proprio quella di riuscire a lavorare con una struttura e una macchina amministrativa che sia adeguata ai nostri tempi, perché c'è sempre più difficoltà di reperire delle risorse, di reperire il personale e per quanto si cerchi di snellire tutto il sistema, oggi la normativa che va a tutela sicuramente di tutti i cittadini, pensiamo anche solo all'anticorruzione, alla trasparenza e quant'altro, è sempre più complessa, quindi dei processi che un tempo diventavano, non dico immediati, ma molto più diretti, oggi hanno bisogno di passaggi molto più lunghi e quindi di personale non solo qualificato, ma che impieghi molto tempo all'interno degli uffici comunali. Quindi io faccio anche un appello, visto che ho l'occasione, adesso anche noi avremo degli imminenti concorsi che staremo per pubblicare e speriamo che ci sia del personale, insomma, che abbia voglia di entrare nel mondo della macchina amministrativa, che per quanto se ne dica vogliamo anche snaturare un po' quelli che sono i luoghi comuni, è un ambiente assolutamente stimolante e poi con veramente tutte le opportunità che ci sono oggi, sia per quanto riguarda la comunicazione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i modelli che i comuni stanno adottando, diventa davvero un'esperienza di crescita importante per tutti. Allora, a proposito di imminenze, lei diventerà presto mamma di un bambino, quindi davvero le facciamo tante felicitazioni e ovviamente poi porteremo in studio anche il neonato. E felicitazioni anche al futuro papà Luca Spavanetto, che è il consigliere regionale con Fratelli d'Italia. Sindaca, grazie molte. Grazie direttore. A presto, grazie, buon lavoro. A tutti. Diamo la pubblicità e poi avremo in studio Dio ti salvi Perin e ricorderemo l'eccidio nel 1945 di 113 militari della Repubblica Sociale Italiana proprio sul Greto del Piave. A tra poco. Sono stragi di cui si parla poco, l'eccidio del collegio Brandolini avvenuto nel 1945 qui nel Trevigiano, 113 giovani della Repubblica Sociale Italiana che furono trucidati sul Piave, una strage spaventosa. Ne parliamo con Dio ti salvi Perin, imprenditore, che è un po' la memoria storica di tutto quello che è successo durante la Grande Guerra. C'è il suo museo a ricordare che cosa accadde in quegli anni terribili. Ecco, Perin, intanto vediamo uno dei tanti libri che sono usciti, La strage di Oderzo, gli eccidi partigiani nel Basso Trevigiano 44-45. Sono diciamo massacri di cui si parla poco in fondo. Sì, non se ne parla per niente, diciamo, perché siamo a 80 anni e guai parlarne, perché succede il terremoto tra la politica e quant'altro. Abbiamo avuto appunto questa importante cerimonia al Duomo di Oderzo, appunto qui recente, appunto domenica, che abbiamo depositato la corona d'oro davanti alla Madonna e la stele coi nomi. C'è difficoltà. Io su questo discorso storico sono stato fortunato che ero diventato amico del mio parroco
di San Pio X che abitava a Conegliano, avevo i ragazzi che frequentavano gli scout, ogni volta che andavamo in giro con Don Romualdo Baldissera mi tirava fuori questa storia perché l'aveva proprio dentro nell'anima, che non riusciva a liberarsi, perché lui, questi ragazzi, lui era cappellano al Collegio Brandolini di Oderzo assieme a altri cappellani, perché Rota Brandolini di Oderzo era un collegio vescovile e quindi seguito dalla chiesa, dalla comunità, e lui viveva lì e andava a giocare al pallone con tutti questi ragazzi. Erano circa tra i 400 e i 500 studenti, quindi veramente una roba imponente. Era una scuola praticamente militare, quindi erano armati anche questi docenti e quant'altro. Se non che piano piano andato avanti sono successi che si sono sgombrati parte dei studenti, sono rimasti un gruppo nutrito, praticamente di 113 sono stati questi 113 a Ponte da Priula sull'Argine del Piave, tirati giù dai camion e mitragliati con la mitragliatrice. Però dopo ci sono 13 a Oderzo, quindi sono 126 in tutto. Sì, dopo ce n'è altri in più, perché ricordiamo che anche qui a Mignagole c'è stato altre stragi che non si sa se sono 100, 500 o 1000, perché rastrellavano questa gente, portavano lì alla cartiera appunto Borgo di Mignagole e uccidevano, e dopo facevano delle fosse comuni o buttavano giù per il fiume o quant'altro, quindi sparivano sta gente che non si sapeva. E difatti abbiamo avuto delle testimonianze da parenti appunto che sono arrivati dall'Emilia Romagna, che era gran parte della scuola erano studenti che arrivavano appunto dall'Emilia Romagna, e viene fuori che addirittura i parenti e quant'altro a casa non vedevano più ritornare i suoi e si vergognavano quasi, perché sapevano che erano stati uccisi da questi partigiani, però dicevano invece no, sono stati morti in guerra praticamente. Questa è una realtà aberrante praticamente. E naturalmente questi eccidi in più volte appunto a Ponte Priula e Oderzo vengono fatti in diverse date. E sempre testimone Don Romualdo Baldissera, mio parroco, che lui li seguiva sti ragazzi, e lui quando li ha visti partire questi camion tutti legati, disarmati da questo gruppuscolo, perché non erano tanti, erano 4 o 5 personaggi che erano i carcerieri che li portavano via, e lui sapeva che andavano via per essere ammazzati e voleva salire sul camion che lui andare via assieme, e gli è stato impedito da chi ha fatto il patto di salvacondotto, perché avevano tutti un patto di salvacondotto firmato da Monsignor Vicentin, che era il parroco del Duomo di Oderzo, e il sindaco, quindi erano tranquilli, salivano, ha detto che andavano a fare una gita. Ecco, questa era la realtà. E dopo le immagini 113, è un mucchio di corpi praticamente, dopo mitragliati già al buio, perché era già sera, era buio e quindi alla bene meglio, e alcuni rontolavano, il giorno dopo erano ancora chi girava lì ancora vivi, alcuni sono scappati e dopo ripresi e rifucilati là. Quindi è una cosa tremenda che è successa qui nel nostro territorio. Spaventoso. E questo salvacondotto praticamente sia da parte della Chiesa sia da parte dell'autorità forse impedisce che non se ne voglia ricordare dopo 80 anni, perché qualcuno dice no, ma è meglio non dire perché si sa. Il parroco di domenica che ha fatto l'omelia, grazie a Monsignor Baccichetto, ha tirato fuori lui la roba dei partigiani. Io nei tutti i comunicati non ho mai scritto chi è stato i partigiani, quello del 4-5 era il Biondo, Mozambo, il Tigre. Ma sono stati, i responsabili sono stati in qualche modo identificati, processati? Certo, sono andati avanti ancora per mesi di entrare nelle case, perché loro portavano la mitraglietta appunto a tracolla, come uno porta una chitarra. Entravano nelle case che volevano, anche se era una bella ragazza, facevano quello che volevano e giravano spavaldi in questa maniera qua. Finito tutto, dopo mesi vengono appunto processati, e lì lo scrive qui nel libro di Serena, Antonio Serena, sì. Oppure abbiamo questo di Scaroni, questo è un altro libro molto importante, perché questa è proprio la testimonianza di un personaggio
soldato, allora militante dentro il collegio vescovile di Orio al Serio, e lui dichiara tutte le cose filo per filo, tra cui che quando c'è stato il matrimonio tra uno del gruppo che hanno festeggiato con la donna che doveva sposare, eccetera, e lui ha detto, beh sai, come festeggiamenti eccetera decidiamo che come bene augurale dobbiamo uccidere 12 o 13 cose che saranno come la nascita dei nostri figli, per il bene augurale. Dopodiché Don Romualdo mi ha detto, guarda, è stato sfortunato perché dopo poco che sono sposati, dopo qualche anno ha avuto un figlio, e il figlio è morto in un canale d'acqua, e lui è andato lì e gli ha detto, ma padre, è giusto che sia morto questo bambino? E lui ha fatto la romanzina, insomma, ecco, per dire realtà scottanti e che non si sanno. Queste cose devono studiare sui libri di scuola. Io da tanti anni mi batto per questa cosa. A Ponte d'Aprile ho fatto i cartelli perché ho messo la data di nascita, abbiamo fatto una ricerca a Ponte d'Aprile, abbiamo un cartello gigantesco che ogni tanto qualcuno viene lì a spaccarcelo con la mazza o colorare di rosso, non so chi siano, e succede queste cose. Quindi il più piccolo aveva 14 anni, insomma, di questi ragazzi, quindi a 14 anni cosa può avere in testa? Non lo so, come si può ammazzare, non lo so neanche come definirla questa cosa. Quindi a Ponte d'Aprile abbiamo fatto questa cosa per ricordare, perché lì c'è ancora i sassi appunto bagnati dal sangue. Quindi ricordiamo questa cosa. Abbiamo, se guardate su YouTube, il video che io ho portato Don Romualdo, che non era mai avuto il coraggio di venire lì sulle grave del Piave a vedere il posto. Veniva al cimitero di Susegana dove sono sepolti, ma non mai sulle grave, e mi ha onorato di fare una decina di anni fa la Santa Messa, che l'avete su YouTube, e di cui è venuto un testimone, un figlio di uno di questi, praticamente di questi uccisi appunto sul Monticano, e lui al tempo praticamente la moglie era a casa col bimbo, terrorizzata perché sapeva che sua moglie è stata portata sull'argine del Piave, e dopo, crescendo, ha saputo questa cosa, e lui è venuto lì avendo questo incontro alla Santa Messa, ha detto, ma perché mi spieghi perché avete ucciso mio padre? Quindi questo bambino, che allora aveva 3-4 anni, si è trovato per tutta la vita questa situazione, e quindi è veramente terribile. Io ti salvo per grazie molte, veramente sono morti che vanno ricordati come tutti gli altri morti, non bisogna distinguere per questioni politiche. Per fortuna dopo tanti anni si è parlato e si sta parlando, c'è anche il giorno in cui si ricordano le vittime delle foibe. Questo è un massacro che è avvenuto sul Piave, nel Trevigiano, e quindi bisogna ricordarlo, e le polemiche politiche, le censure, le reticenze vanno abolite, perché di persone uccise dalla violenza politica si tratta, dall'una e dall'altra parte. Ci sono state le stragi dei fascisti, ci sono state anche le stragi commesse dai partigiani. Grazie Perin, dobbiamo chiudere. Io chiedo un attimo, così un appello al sindaco, se trova una collocazione per mettere questa stele che abbiamo fatto da un artista eccetera preparata, con tutti i nomi e le date, e quindi io ringrazio il sindaco se trova un posto o sull'argine o in cimitero, perché siano ricordati, perché sono dimenticati. Se vuole veniamo anche a riprendere la stele e a parlarne ancora. Dobbiamo chiudere. Grazie molte. Stasera Focus, gli ospiti Roberto Bett, Stefano Dall'Agata, Giorgio Lenardi, Claudio Grosso, Andrea Nardin, Valentina Pillon l'abbiamo avuta adesso, Massimiliano Rizzello. Grazie a tutti, grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Tony Esposito. Buona giornata, arrivederci.